Salve, sapete come si crea una murrina, si prepara la carta, si realizza un mosaico o si restaura il legno? Sono lavorazioni artigianali di lunga tradizione che richiedono non solo perizia e abilità, ma anche creatività e sensibilità artistica. 4 maestri artigiani della nostra città mettono a disposizione il loro sapere a chiunque sia interessato a conoscere il loro mestiere o a muovere i primi passi per impararlo. Le organizzazioni di volontariato ADA, Associazione per i diritti dell'anziano Veneto, e il Granello di Senape, in collaborazione con il Centro Servizi di Volontariato di Venezia e con le associazioni Nicola Saba e Voci di Carta, nell'ambito del progetto Arti e Antichi Mestieri, propongono 4 video in cui Fernando Masone, nel suo laboratorio Galleria alla Giudecca, mostra come fabbrica a mano la carta, che poi utilizza per opere d'arte sue e di altri artisti, gioielli, preziosi quaderni. Pino Inzerillo, che nella sua bottega Laboratorio L'Albero a Castello crea accessori e piatti in vetro millefiori. Giovanni Cucco, maestro veneziano mosaicista, caporestauratore dei mosaici della Basilica di San Marco, nella sede dell'Associazione ADA in Campo San Luca, spiega i rudimenti di quest'arte. E poi Antonio Pistis, esperto nell'arte dell'intarsio su legno, nell'aula laboratorio dell'Istituto Comprensivo Giulio Cesare a Mestre, introduce alcune nozioni di restauro. Non si tratta di tutorial, ma di percorsi laboratoriali che possono diventare un'occasione per apprezzare l'arte veneziana, un hobby per il tempo libero e soprattutto un'opportunità per iniziare un percorso di formazione al lavoro. In questo tempo di confinamento possono servire a rinsaldare i legami associativi e creare una comunità anche all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore. Per questo chi è interessato a partecipare a degli incontri online o, quando sarà possibile, a seguire dei corsi in presenza, può chiamare il numero 041 23 79 761 dalle 10 a mezzogiorno, dal lunedì a venerdì. Il progetto prevede infatti un supporto e consulenza sugli strumenti di comunicazione interattiva per tutti quanti non ne abbiano dimestichezza. Buongiorno, mi chiamo Antonio, ho una carriera di insegnamento alle spalle e parallelamente a questo ho anche una carriera di restauro alle spalle, restauro ligneo soprattutto. È una passione che risale ai tempi della mia giovinezza, che si è concretizzata a partire dalla fine degli anni 70 in un corso di restauro fatto a Firenze presso la scuola d'arte e di restauro, e poi si è maggiormente concretizzato in 4 anni di apprendistato presso restauratori a Padova. E poi ho continuato con le mie gambe a effettuare lavori o personali o su richiesta. Ho dato la mia disponibilità a insegnare, tra virgolette, insegnare le cose che so, e per cui adesso sono qui. Oggi ci occuperemo prevalentemente di un tavolo scrittoio che risale a 60, forse 80 anni fa, un tavolo scrittoio che tra poco vedremo, che ha una struttura sana, grazie a Dio, la struttura sana in faggio, ha 3 cassetti frontali, dai quali si capisce che era scrittoio, che adesso presenta la finitura rovinata, per cui l'intervento consisterà nella pulitura
e riverniciatura di un solo fianco, di un solo fronte, il fronte posteriore, evitando i 3 cassetti che sono sulla parte frontale. Allora, questo è il tavolo di cui parlavo prima. È un tavolo scrittoio composto di 3 cassetti. Il piano è stato rovinato, nel senso che è stato tolto il rivestimento. Il rivestimento era sicuramente un pannello di compensato impiallacciato di una qualche essenza, molto probabilmente impiallacciato in noce. Dico questo perché? Perché essendo la struttura in faggio, quando poi viene tinto mordenzato, come si dice in gergo tecnico, assume una colorazione molto simile, il faggio assume una colorazione molto simile al noce. Quando ci si trova di fronte a un mobile, la prima cosa da fare è osservarlo in tutte le sue parti, facendo molta attenzione preliminarmente alla parte strutturale. Strutturale vuol dire che non ci siano danni reversibili o peggio ancora irreversibili alla carcassa. In questo caso la carcassa è molto sana e i danni sono soltanto superficiali, come ben si vede. Qui, osservando bene, oltre ai danni superficiali, si vedono tra l'altro colorazioni diverse dovute appunto al fatto della mordenzatura, qui è stata tolta, qui no, si nota comunque subito queste tacche che sono dovute all'usura delle guide dei cassetti, che sarà un intervento successivo. I cassetti, faccio vedere subito, ecco, l'usura è dovuta al fatto che si sono consumate e hanno consumato anche la parte di testa delle guide del mobile. Noi li togliamo. Prima di toglierli bisogna fare molta attenzione a non confonderli, perché in questo caso sono solo 3, ma nel caso di un settimanale o mobili più complessi i cassetti possono essere diversi e vanno reinseriti esattamente al loro posto, altrimenti qualcuno corre, qualcun altro non scorre più, eccetera. In questo caso, essendo 3, di cui 2 di misura diversa, è sufficiente numerarne 1, questo è il destro, perché sicuramente l'altro è il sinistro, quello centrale non ha ovviamente bisogno di alcuna sigla per essere riconosciuto. Allora, togliamo i cassetti, si vede naturalmente, qui si vede, è proprio molto scanalato, qui è molto scanalato e l'usura è profonda, per cui bisognerà intervenire sia sulla guida al mobile sia sulle guide ai cassetti. Comunque questo sarà una tappa più avanti. Sopra il tavolo ci sono tutti i prodotti che servono per questo primo step. Prima di tutto, dicevamo, bisogna pulire. Per pulire serve alcol e serve paglietta. Si butta qualche goccia di alcol sul legno e poi con la paglietta si cerca di pulire il più possibile. Questo può andare avanti anche qualche minuto. Il secondo passo sarà quello di riverniciare con della gomma lacca. La gomma lacca è una resina naturale che stilla da certi alberi in Asia.
stilla in gocce, poi viene lavorata e trasformata in pagliuzze dorate come questa. Si può sciogliere in alcol che abbia al minimo 94 gradi fino a 99,9 come questo. Allora, si introducono le scaglie di gomma lacca dentro un vaso e si ricopre, più che rivestire, si ricopre la quantità con un dito di alcol. Dopodiché si lascia riposare un'ora e poi di volta in volta, di tanto in tanto, bisogna scuotere così in modo che si amalgami per bene. A questo punto la gomma lacca è pronta. Consiglio di non usarla prima di almeno un giorno. I vecchi restauratori dicevano che la gomma lacca più invecchia più migliora. Comunque noi in questo caso non possiamo aspettare decenni, per cui questa l'ho preparata ieri e la userò oggi. Quando la gomma lacca sarà asciutta, si passa la paglietta più sottile, è una paglietta molto sottile, che viene generalmente venduta in bobine nei negozi di ferramenta o di colori ben forniti, solo i negozi ben forniti ce l'hanno, abbastanza costosa. Si toglie la polvere perché così facendo ovviamente asporta una quantità minima di gomma lacca ed eventuali granuli si fossero fissati sopra la superficie. Sentendo con la mano che la superficie è liscia, levigata, ben levigata, si spolvera. Ultimo step è quello di dare la cera, incerare il tutto. Allora per questo serve una buona cera che non abbia contenuti sintetici. Una buona cera d'api, questa è cera d'api e carnauba. Eventualmente, se per la prima volta, eventualmente anche un po' diluita in essenza di trementina. Allora si tinge il pennello nell'essenza di trementina, dopodiché lo si intinge nella cera, mescolando così, dopodiché si passa la cera sulla fascia di legno da incerare per bene, girandolo, roteando anche il pennello, e poi comunque l'ultima passata è sempre orizzontale. Dopodiché ci si prepara un batuffolo con dell'ovatta, un pugno di ovatta rivestita con uno straccetto bianco e lo si tira lungo la fibra, vale a dire lungo la lunghezza del legno. Questo fino a quando il legno brilla, e questo è il risultato finale. Si butta dell'alcol dopodiché lo si stende per bene su tutta la superficie e l'alcol comincia già ad agire. Bisogna ruotare la paglietta perché naturalmente il mordente resta lì, e se continuiamo a usare sempre la stessa parte continuiamo a distribuirlo.
già si comincia a vedere, nonostante qui sia ancora umido e quindi più scuro, già si vede evidentemente la differenza di colore. Ecco, adesso per esempio la seconda passata è chiaramente meno sporca della prima, perché io ho tolto moltissimo la prima volta. Qui questa è la pulizia finale. Intingo il pennello nel barattolo della gomma lacca, dopodiché lo strizzo un po' in modo che non sgoccioli. La cosa a cui fare più attenzione è qui, è all'inizio. All'inizio bisogna dare il senso trasversale, ovvero così. E dopo bisogna tirare in modo che non si vedano i segni trasversali. Io adesso la do in modo longitudinale. Ecco, poi sempre partendo da capo si tira in modo da cancellare il segno longitudinale, sì, il segno trasversale. Ecco, questa è una prima passata. Cosa molto importante, siccome la gomma lacca è a base di alcol a 99 gradi, è assolutamente indispensabile, quando si lascia riposare il pennello, ripulirlo nell'alcol, altrimenti si indurisce e poi la seconda mano viene disastrosa, lasciando dei segni molto pesanti. Ho intinto il pennello nell'essenza di trementina in modo da ammorbidire la cera. Solo intinto la cera si è ammorbidita ed è più facile a stendere. Ecco, e qui si procede esattamente così. La si stende ruotando il pennello in modo che penetri in tutte le eventuali fessure che ci possano essere, in tutti i pori, tutte le cavità. Poi si tira sempre longitudinalmente
in modo che non resti traccia di segni circolari. E fino a quando si vede che è morbida si insiste. Badando comunque che ogni tanto bisogna dare il verso longitudinale. Aspettiamo qualche minuto. Ecco, è venuto il momento di lucidare la cera. A questo scopo ci prepariamo un tampone con dell'ovatta o tampone con vecchia lana dentro al suo interno, ricoperta da un panno di cotone, e si crea così un tampone. Questo tampone viene passato di testa come sempre trasversalmente, poi a spirale lungo la lunghezza, longitudinalmente, poi infine dritto. Quindi 1, 2, 3, 4. Ecco, l'operazione ovviamente più viene ripetuta, più ottiene un risultato ottimale, però non deve essere comunque finita nel primo giorno. Bisogna dare alla cera il tempo di riassorbirsi e si può continuare domani. Il risultato, che si vede bene da qui, è una lucentezza morbida, delicata, non come quella che si ottiene a tampone, ed è una cosa molto bella sui mobili non di pregio.